Sono stato senza lavoro dopo 27 anni di artigianato, montaggio serramenti. Fino adesso non ho trovato niente da fare, perché appunto non si trova più lavoro, perché siamo troppo vecchi. È vero. Ero senza lavoro da 3 anni circa. Prima facevo falegname, serramenti della precisione, sempre con contratto a termine, finito il contratto sono rimasto a casa e non sono più riuscito a trovare lavoro in nessun posto. Anche se ho girato mari e monti con curriculum a Cariole, però risultati zero finché c'è stata la buona novella di questa geniale trovata di impiegare gli operai in questo modo. Da anni c'è questa crisi anche qui nel Veneto e a Padova. Dal 2008 che noi già al Centro per l'Impiego cominciamo proprio a risentire della crisi, le aziende che cercano meno personale, gli stage che aumentano, no? E questo pure è un segnale che i tirocini aumentano, è un segnale che le aziende sono più attente alle assunzioni, rischiano meno, ecco. Col passare del tempo questa situazione di disagio e di difficoltà si è aggravata fino ad arrivare verso la fine dello scorso anno a un numero di disoccupati veramente impegnativo e importante per la provincia di Rovigo. Professionalità che nelle liste dei nostri centri per l'impiego non erano proprio presenti negli anni passati. Parlo del muratore, dell'idraulico, dell'elettricista, dell'autista con diverse patenti, hanno iniziato ad essere veramente in numero considerevole presente in cerca di occupazione. Il contesto sociale, è fin troppo facile dire che è un contesto purtroppo di progressivo impoverimento. Il Fondo Straordinario Solidarietà è un'esperienza nata nel 2008 come prima risposta all'emergenza della crisi. È stata un'erogazione a fondo perduto per tutte le famiglie in difficoltà. Ma di fronte alla crisi che ha continuato a crescere e di fronte alle povertà che hanno continuato a manifestarsi in maniera sempre più drammatica, l'evoluzione è stata finanziare opportunità lavorative. È una iniziativa che si pone non in sostituzione delle politiche del lavoro pubbliche, non può farlo, non lo è un'opportunità in più. Il meccanismo è molto semplice. Una persona senza lavoro, giovane, non giovane, si reca allo sportello, fa la domanda viene messa online, un'azienda ha già fatto la manifestazione di interesse e l'ha messa nel portale anche lei. Se si incontra la domanda e l'offerta, ha luogo il tirocinio formativo finanziato per un massimo di 2.500 euro dal Fondo Straordinario di Solidarietà. Da subito si è avuta un'affluenza abbastanza forte appunto, no, di persone che venivano appunto a chiedere informazioni di questo progetto per avere la possibilità di entrarci nel progetto e di avere la possibilità di lavorare insomma con qualche azienda. Mentre dall'altra le aziende ancora invece ne avevamo non tante insomma. Noi abbiamo fatto una campagna pubblicitaria per manifestare che c'era questa opportunità alle aziende, ai commercianti, agli artigiani, alle cooperative, alle parrocchie, ma all'inizio abbiamo fatto tanta fatica a trovare manifestazioni di interesse. È stato fondamentale l'apporto dei volontari che sono andati azienda per azienda, commerciante da commerciante, artigiano da artigiano a presentare fisicamente questa opportunità, spiegare, motivare. Ci siamo resi conto come sia importante il passaparola, la conoscenza. C'è stato un grande sforzo iniziale di far conoscere a tutti le possibilità che il progetto offriva e una volta superato quello scoglio però le cose sono andate da sole. La cosa più
più difficile è stata quella di gestire l'aspettativa delle persone, che è molto alta, non tanto in virtù del progetto, in virtù della penuria della situazione socio-economica. Ecco, il lavoro dei volontari, una volta preparati, è stato quello di incontrare con frequenza settimanale o bisettimanale negli sportelli collocati in realtà diverse presso comuni, presso parrocchie, presso centri per l'impiego della provincia, dei disoccupati che venivano segnalati loro dagli assistenti sociali, dai parroci, dai centri per l'impiego, per conoscere la disponibilità e l'attitudine a lavorare. Noi come Caritas facevamo la parte di ascolto delle persone inizialmente e la compilazione delle domande. Iniziavamo alla sera perché siamo tutti volontari, verso le 7:30, 8, finivamo anche alle 2 di notte, insomma, perché l'afflusso era veramente importante, circa 30-40 persone a sera. Rispetto alla prima edizione, per esempio, abbiamo avuto che il numero di italiani è cresciuto molto. Si sono candidati moltissime persone non più giovani, moltissime donne e anche giovani, insomma, sicuramente, però il grosso qui a Padova è stato soprattutto con persone di una certa età. Qui in Claudia Print io preparo gli imballaggi e organizzo il magazzino in modo, insomma, da avere tutto pronto sia nella ricezione delle materie prime e sia nella spedizione del prodotto finito. C'è stato all'inizio un passaparola che mi ha indirizzato verso la Caritas. Questo passaparola mi ha fatto conoscere a meglio e varie persone che lavorano per la Caritas, che mi hanno contattato, mi hanno informato, mi sono state molto vicine, mi hanno aiutato molto a conoscere questi aiuti per poter entrare, avere un mio reddito, insomma avere un mio lavoro, e siamo riusciti ad avviare questo progetto. Abbiamo iniziato uno stage con lui, sponsorizzato, finanziato dalla fondazione, e in questi mesi Nicola si è dimostrato essere un ragazzo serio e predisposto anche nel voler imparare questo mestiere. Poco prima che terminasse lo stage, dopo abbiamo deciso di assumerlo, di farle contratto da apprendista. La speranza e il sogno chiaramente dell'imprenditore è sempre quello di vedere la propria azienda crescere. Chiaro che farebbe sempre piacere poter assumere una persona in più, maggior ragione se ci sono dei contributi e finanziamenti. Abbiamo ritenuto di essere promotori in effetti tra i primi comuni di questa iniziativa, mettendo in rete le varie entità del territorio e tra le cooperative sociali e il fondo, per fortuna, della Fondazione Cassa di Risparmio, qualche risorsa l'ha messa a disposizione anche il comune. Abbiamo ritenuto di dar vita a questi progetti per fare qualche lavoro straordinario che altrimenti da solo il comune non sarebbe in grado di finanziare. Con i fondi messi a disposizione dall'ETRA e sostenuti pesantemente anche in termini economici dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo e dalla Regione, 310 lavoratori oggi sono operativi. Avere la possibilità appunto di entrare in un'azienda anche per un periodo breve, conoscere una realtà lavorativa e avere anche solo una borsa lavoro è stato sì proprio una boccata d'ossigeno. Noi grazie a questo intervento possiamo dire che siamo riusciti a dare delle risposte molto significative a un target sicuramente di persone svantaggiate che non avrebbero trovato risposte. Senza considerare appunto anche dal punto di vista psicologico che una persona se lavora, se sta in un'azienda o fa qualcosa e si sente utile, dal punto di vista psicologico migliora molto la sua condizione. All'inizio la motivazione fondamentale per cui tutti accedono al fondo è il bisogno economico, il fatto di mantenere la propria famiglia. Invece è stato interessante osservare come alla fine, nel questionario finale, chiedendo quale beneficio ti ha dato questo fondo, le persone hanno detto relazionale, sono migliorati i rapporti all'interno della famiglia. La novità di questo
progetto del fondo straordinario è stato che ha praticamente creato datori di lavoro che non erano datori di lavoro, erano imprenditori che non avevano manodopera e dipendenze. È un segnale di speranza, un segnale di certezza, è un segnale che dove si vuole, quando si vuole, i soldi possono essere utilizzati per promuovere iniziative sul mondo del lavoro. Ci sono dei soggetti che fanno rete, che si mettono assieme, al di là delle particolarità e delle singole iniziative, per dare una risposta molto più ampia. Ha messo in rete tantissimi soggetti, dai servizi sociali sicuramente, con la Caritas, con la quale abbiamo collaborato tantissimo, quindi tutto il volontariato, diciamo, ma anche i servizi sociali dei diversi comuni. I contatti che si sono creati con le aziende, ma anche con le istituzioni, il centro per l'impiego, i comuni, è molto importante perché dura ancora adesso, è stato proprio un collante questo. In un momento di crisi avere la sensazione che anche gli enti che normalmente percepisci come qualcosa di altro lontano si stringano, si possano parlare per avvicinarsi a te, questa sensazione io credo che sia positiva e credo che anche questo sia un bel discorso da portare avanti nel tempo. Sono con papà e la mamma, c'era la pensione del papà, adesso c'è qualcosa di mio per aiutare. Diciamo che sono migliorato dalla situazione che avevo prima a quella attuale. Se continua, anche io guadagno. Sì, è stato un buon aiuto perché sennò non sapevo che cosa fare. I lavori non ce ne sono in giro, non sappiamo trovare lavoro, almeno facciamo qualcosa, ci rendiamo utili a pulire, ormai almeno la città di Piazzola. Mi sono trovato bene, colleghi, lavoro, tutto insomma. Un ottimo risultato direi.